Non vi piace il cioccolato? Beh, a noi sì. Così siamo partiti da due veri maestri italiani per provare a svelarne i segreti in soli 2 minuti. Una cabossa contiene circa 50 fave, ma non vanno bene tutte. Bisogna selezionarle, tritarle e poi tostarle, 130 gradi, 20 minuti. Il processo di frantumazione libera il burro di cacao che rende il prodotto denso, così come siamo abituati a vederlo. Poi si aggiunge lo zucchero, ma senza esagerare. In questa fase meno ce n'è, meglio è. Servono 8 ore prima di vedere l'impasto trasformato in una bella crema e un'altra mezza giornata va tenuto a riposo per ottimizzare il processo. Infine si abbassa la temperatura da 50 a 30 gradi. Dalla scuola italiana Cioccolatieri di Limana voliamo a Valdobbiadene, dove Massimo sta preparando gli stampi. Decora il tutto con uno spazzolino e poi con un aerografo. Un cioccolatiere sa che l'ultimo dettaglio è sempre il primo a cui pensare. Ora però è il turno del cioccolato. Riempie e svuota gli stampi, raschiandone l'eccesso. E ora il vero segreto, il ripieno. Nella ganache c'è panna, zucchero liquido e cioccolato emulsionati a 35 gradi. All'interno non ci deve essere aria. Una ganache deve essere lucida, perfetta. Si inserisce nello stampo e si riveste di nuovo per sigillare il ripieno all'interno. Poi si aspetta e si aspetta. E alla fine